non è diventato un gioco dipendente, ma ne sono accorto che non mi regali più niente. Sai sempre in danno da battaglia, ma aspetterà. Altri si dice l'otto non sa più che nuca. Mia non è diventato un gioco dipendente, e voi viene a casa che la già presta. E sorte che non ci fa arrivare a fine mese. La colpa dai e tanto casa na papa. Ma per curiosità l'ho pedinata l'altra mattina, che non sa sempre una moneta mano gratta. Mia non è diventato un gioco dipendente, non ci sta niente capo di disintossica da questa droga che ha colpito tanta gente, e l'anguagliata peggio come se maneggia. Proprio un'ossessione, sa comincia da mattina rindolietto. Già prima ero caffè tu tieni un telefonino rinde mano, e te stai messaggiando con un'amica che stai casa ti rimpetto. E come al solito in ta casa non servizio non ti metti a fare. Mannaggia di WhatsApp, ma rotto proprio a tappo, non sa c'è più che fa, a gamba mi scoppia. Mannaggia di WhatsApp, guarda che combinato, video e fotografia, con innamorato tuo. E quando mamma ti chiama perché prende già, puntualmente con telefono tu vieni a mangiare, che cuffietta tu non senti manco che stamattina o si parliamo con te. Mannaggia di WhatsApp, ma rotto proprio a tappo, a notte rindolietto, stai sempre con WhatsApp. Però un capo una notte tu assento mi fai un cenno con la mano. Sei troppo concentrata su WhatsApp, ma a me chi mi fa fare? Mannaggia di WhatsApp, ma rotto proprio a tappo, non sa c'è più che fa, a gamba mi scoppia. Mannaggia di WhatsApp, guarda che combinato, video e fotografia, con innamorato tuo. E quando mamma ti chiama perché prende già, puntualmente con telefono tu vieni a mangiare, che cuffietta tu non senti manco che stamattina o si parliamo con te. Mannaggia di WhatsApp, ma rotto proprio a tappo, a notte rindolietto, stai sempre con WhatsApp. E quando mamma ti chiama perché prende già, puntualmente con telefono tu vieni a mangiare, che cuffietta tu non senti manco che stamattina o si parliamo con te. Mannaggia di WhatsApp, ma rotto proprio a tappo, a notte rindolietto, stai sempre con WhatsApp.
Buonasera a tutti voi. Stasera compagnia con Mimmo Mirato. Stasera come spallaccia c'ho Daniele Di Natale. Buonasera a tutti. Sì, non riesco, lui mi coinvolge. Abbiamo già la chiamata, oh. Abbiamo già la chiamata. Vediamo. Pronto? Neanche. Pronto? Gridate perché io di qui... Jessica da Formia. Concetta da? Fornia. Ciao Concetta, Jessica buonasera. da Formia. Ciao Concetta. Come va? Jessica da Formia. Ho capito, sì Concetta. Ah Jessica da... E io qua non riesco a sentire. O mi alzate di più il volume in modo che riesco a sentire. Dimmi Jessica, cosa posso fare per voi? Vorrei sentire la casa comunale. Ok, la prima, dai. La prima canzone la dedico a voi, Ciao. ok? Ciao Jessica, un bacio. Dappertutto, domani, dappertutto. Allora, io vorrei salutare innanzitutto la mia famiglia, mia moglie e i miei figli, ok? Siete stati i primi, poi, che dirvi? Daniele, vorrei ringraziare Daniele che stasera mi ha accompagnato, vorrei salutare Nicola Galante che stasera sta qui con me. Vorrei salutare gli amici di Statte, gli amici di San Giorgio, Ionico, gli amici dei Tamburi, il club degli amici, Club Gioia, gli amici di Grottaglie, che ne ho parecchi, guarda. Quindi, dai, che diciamo? Partiamo già con la casa comunale? Abbiamo la chiamata? Per i messaggi di WhatsApp c'è il numero lì sopra impressione, stasera li leggiamo come arrivano, così li leggiamo, ok? Pronto? Pronto, buonasera Mimmo, sono Gianni da Modugno. Gianni da Modugno, che bella voce, vedi, limpida, bella, si capisce. Puoi dedicare una canzone a piacere, Mimmo? Come no? Modugno, Gianni, scusa, Gianni, la prossima sarà la casa comunale, ok? Ok, grazie mille, un bacione. Ciao Giovanni, ciao. Andiamo col brano? Ok, vai. Sono da avuto come comune per sta casa comunale. So 10 anni che mi aspetta e non mi ranno. Sto con coppa no quinto piano, non ci sta manco ascensore, sulla cucina una stanzetta e un gabinetto. Io padrone che mi può mantenere affitto, mi minaccia se non pago ma non sfratto. Un mese esce là da trasa e nata affitta e già arrivato, sta cocchiando pure il bunnetto, hanno giocato un condominio, non mi passa uno stipendio, e ha diventato capito, ci ne mentre sta cagnando, la luce che è fornuto già. E sto studiando anche la notte per il giorno, per far trasì che ho sordo che potesse fare. Tengo una moglie da casa e 5 figli, sono tutta amica mia la felicità. Non mi si esce nata trasa e siamo sempre punto capo, ma basta che ci sta in salute, tutto che si può portare. Non mi fermi nessuno, rimane stanca volta che puntualmente siete sotto comune e porta già un campo. Spero che capiscano la situazione e che sta benedetta casa vannerà.
là detrás e non da fitta in già arrivato sta cocchiando pure il bunnetto hanno giocato in condominio non mi abbassa lo stipendio e ha diventato caramito ci ne mentre sta cagnando la cosa che è fornuto già e sto studiando anche la notte per il giorno per far trasi che ho sordo che potesse fare tengo una moglie da casa e 5 figli sono tutta vita mia una felicità non mi si esce nata trasa e siamo sempre punto capo ma basta che ci sta salute tu resti che si può portare e sto studiando anche la notte per il giorno per far trasi che ho sordo che potesse fare tengo una moglie da casa e 5 figli sono tutta vita mia una felicità non mi si esce nata trasa e siamo sempre punto capo ma basta che ci sta salute tu resti che si può portare Sì. Casa Comunale sta andando forte. Vorrei salutare Valentino. Ciao Valentino, un bacio. Vorrei salutare gli amici della palestra dove frequento. Ciao a tutti. Abbiamo la chiamata? Sì, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, Mimmo. Sì, ora dimmi. Ciao, ti ricordi chi sono? Carmela? Carmela, bravissimo, bentornato. Uguale, come Sì, inconfondibile la tua voce, Carmela. Com'è che è confondibile? Non è una voce rauca, sto raffreddata. Ah, è una bella voce, dai, una bella voce, dai. Io c'ho una bella voce, Sì, dai, sì. non esageriamo. È una voce come tanti. Dimmi Carmela, Ma cosa tu posso... c'hai una bella voce, sei bravissimo. Grazie Carmela, ti Molto ringrazio. bravo. Ti ringrazio. Faccio complimenti Grazie. a te al maestro. E niente, Mimmo, fammi un bel brano. Vedi tu, un brano tuo, un napoletano, una tua bellissima voce sicuramente. Va bene, dai, mo vediamo cosa fare. Facciamo una bella canzone, dai, sono l'amore, mo vediamo, ok? Ok Carmela? Ciao Carmela, è andata Carmela, ciao. Allora stasera abbiamo un inedito, se stiamo finendo proprio stasera, una nuova clip che andrà in onda stasera. Per me è una cosa bellissima, una cosa che è spettacolare. Non mancate, non andate via, che fra poco vediamo la clip. Pronto? Ciao Valentino! Valentino da Taranto. Chi sei? No, non sei Valentino. Chi sei? No, sono Ciro. Ciao Ciro! Dimmi tutto Ciro! Mi fai la canzone a piacere dedicata a mia nonna e mio nonno? Come no? Perché no? Che canzone devo fare? Un bacione! Va bene Ciro, sarà fatto, ok? Grazie! Ciao Ciro, grazie a te, un bacio. Allora Mimmo, nel frattempo arrivano già i primi messaggi su WhatsApp. Ci scrive Rebecca da Taranto che vorrebbe dedicare una canzone al suo fratellino Gioele e la sua cuginetta Arianna. Poi abbiamo il nostro amico Salvatore che ci saluta e vorrebbe ascoltare la canzone Il Marajà. Marajà, sì. Che abbiamo qui, sta scrivendo? Sì, ci sono ancora altri messaggi. Sì, pronto? Sì, pronto?
Sì? Ciao, buonasera Mimmo, sono Luigi da San Giorgio. Ciao Luigi, ciao, vi ho salutato, gli amici di San Giorgio. Sì, l'ho sentito, sei un grande Mimmo. Grazie, grazie. Mimmo, un saluto a mio cugino Aldoccio Catapano che sta a Lecce, un saluto grande, una festa, diciamo, no? Lo so, succede a tutti, dai, l'abbiamo passato un po' tutti. Passato un po' tutti. Sì. Ok. Va bene, la canzone del Marajà, Mimmo. Ok, la prossima facciamo Marajà, dai. Allora, voglio sapere, dietro le quinte, quando è pronto il video, lo mandiamo in onda, Sì, no, se no, mette un culo, così io, bravissimo. Allora, che stavo dicendo? Caduta? C'è una telefonata. Pronto? Caduta. Nel frattempo leggiamo qualche altro messaggio. Allora. Ciao Mimmo, sono Lorenzo da Bitondo. Vorrei dedicare WhatsApp, grazie, sei un grande. Lorenzo da Bitondo. Ciao Lorenzo, la faremo. Stasera vediamo se la facciamo con la base. Poi c'è Anna da Bari, vorrei salutare Ciao, Francesca dal carcere di Trani, mio suocero, mio marito Nico e mio cognato Mario. I miei figli con una bella canzone WhatsApp, sei un grande Mimmo. Grazie, un bacio a voi, grazie. Dovevo fare un saluto. Pronto? Pronto? Zio Mimmo bello, ti avevo già conosciuto, zio Mimmo, ti avevo conosciuto. Tu sei il mio primo fan, lo so. Sì. Vuoi ascoltare un Marajà? Non ti capisco, zio. Cosa? Ripeti, zio. Ho detto chi ha chiamato il Marajà. Sì, poi faremo. Fra poco uscirà il video del Marajà, una cosa spettacolare, guarda. Spettacolare. Un bacio a tutti. Ciao zio Mimmo, un bacio anche a te. Allora, che stavo dicendo? Volevamo salutare Savio. Salvio Forte, sì, Salvio Forte, collega scusa, è Capone, vero Nicolà? Toni Capone. Ciao Toni, un saluto tutto Foggia. Abbiamo la chiamata? Nel frattempo arriva un saluto da tuo cugino Mimmo, che ti saluta a te e tutto lo staff di Paradise TV. Ciao Mimmo, un bacio. Vorrei fare un saluto Radio Potenza Centrale a Tonio Postiglione, no Nicola, correggimi. L'hai perso? No, l'ho perso. Ok, allora abbiamo la chiamata? No, non abbiamo la chiamata. Leggiamo allora, c'è messaggio, Peppe da Taranto, un saluto a te Mimmo e Daniele, sei un grande Mimmo. Grazie Peppe. Ciao Mimmo, sono Vito da Statte, vorrei dedicare una canzone a tuo piacere e a mio fratello Cesare. Oh, ciao, stasera come avete fatto senza di me, Cesare e Vito. Nicola, non è nessuno. Allora, che stavo dicendo? La prendiamo questa chiamata? Non si prende. Allora, io stasera volevo mandare in onda. Buonasera, Mimmo, sono Fatima di Statte. Ciao Fatima! Puoi cantare su un amore? Va bene, ok. Sei un amore. Grazie Mimmo, ciao. Sei tu un amore, ciao Fatima. Ti stavo dicendo, stasera vorrei mandare in onda anche il videoclip che ho fatto con Gianni Vezzusi, perché c'è molta gente che non l'ha visto, che è negata alla tecnologia, che non naviga su YouTube. Quindi io vorrei preparare, se è possibile, il video di Gianni Vezzusi e Mimmo Ammirato. Ce l'abbiamo? Ok, quando mi avvisate voi, ok? Non ti posso perdonare. Quali? Il singolo? Questo qui? Scusa. Pronto? Non ti posso perdonare. Chi sono? Valentino Bello. Vivo bello!
Grazie coro mia. Comunque stasera hai fatto... Anche tu sei caro mio. Grazie amore, grazie. Mi dai un bacio forte alla mamma? Sì. Ok. Ciao Mimmo, un bacione. Ciao zia, ciao zia Anna, un bacione da parte mia e un abbraccio forte. Grazie, lo sai che ti voglio bene, no? Anch'io. Grazie amore. Salutimi tutti là, ok? Sì, Mimmo. Ok, Valentì. Vuoi che ti canta una canzone, Valentì? Sì. E quale vuoi? Vediamo. WhatsApp, ok, Valentì. Un bacio, Valentino. Prendiamo un'altra chiamata. Meno male che stasera c'ho Daniele qua, non voleva venire. I messaggi sono tantissimi. L'ho convinto stasera di stare con me. Pronto? Pronto, sì, con chi fa? Non ho capito. Pronto? Chiami da Ostuni, chi sei? Dimmi come ti chiami? È caduto Ostuni. Abbiamo un'altra chiamata. Stavo dicendo stasera per convincere a Daniele a stare qui dietro a me. È stata dura. Allora ricordiamo che Daniele è un fotografo, lui il mio regista. Pronto? Pronto? Sì, signora. Buonasera. Con chi è il piacere di parlare? Sono la compagna di Dino, tuo cugino. La compagna di Pino. La compagna di Dino? Di mio tuo cugino. Sì, dimmi. Dai un bacio a mio cugino, Dino. Vorrei dedicare una canzone a lui e alla madre. Ok, sarà fatto. Ok. Anzi, quando andrà in onda il video nuovo è dedicato a voi, ok? Cos'è l'amore? Grazie. Ciao, grazie a te. Allora Mimmo, leggiamo qualche messaggio. Ciao, sono Katia da Bitonto. Volevo solo dirvi che non siete bravi, ma di più. Grazie. Allora, poi c'è buonasera Mimmo, sono Mariangela Russo. Mi puoi dedicare la canzone, una tua canzone a piacere? Ok, Maria Grazia? Sì, la vuole dedicare al suo amore Antonio. Ok, Maria Grazia. Vediamo se il video andrebbe bene. C'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sì? Salve, buonasera, sono Semerano Cosimo. Dimmi Cosimo. Mi puoi cantare una canzone di Vezzosi a 19? No, senti, io fra poco manderò in onda il videoclip che ho fatto con Gianni Vezzusi, ok? Ok, Cosimo. Allora, di Semerano. Ok, te la dedico a te, ok Cosimo? Ciao, un abbraccio. Ok, salve, buonasera. C'è il video o possiamo leggere qualche messaggio? Abbiamo aggiustato per il video o devo cantare una canzone? Un 10 minuti. Ok. Un'altra chiamata. Prendiamo una chiamata, poi cantiamo una canzone e vediamo. Pronto? Chiama da Bari. Non la sento, alzate un po' il volume, non lo so. Pronto, chiamo da Bari. Sì, mi dica signora, come si chiama? Senti, gentilmente, mi puoi... Giusy, dimmi. Cosa posso fare? Mi puoi dedicare la canzone a messaggi di WhatsApp? Ok, sarà fatto Giusy, non ti preoccupare, ok? Un saluto a te e tutto Bari. Ciao Giusy. Prendiamo quest'altra chiamata. Quante chiamate stasera? E i messaggi? Non ti dico i messaggi. Sei un grande, Daniele, sei un grande. Pronto? Mimma? Sì? Mimma, sono Marianna da Taranto. Marianna da Taranto? La signora Marianna, quella che mi manda i messaggi? Sì. Ciao Marianna, dimmi tutto. Mi puoi dedicare una canzone a nonna? La nonna? Ok.
Più là la facciamo, ok? Marianna? Ciao, un bacio Okay. e grazie. Hai visto? Ho avuto il piacere di ascoltare la voce di Marianna, pure che mi ha cantato la nonna e mi ha cantato perfetto, WhatsApp. Perfetto. Bella voce, bravo. Pronto? Pronto? Mimmo? Sì? Ciao, sono Gino da Bisceglie. Ciro da Bisceglie? Gino. Gino, dimmi Gino. Per ascoltare la donna. Vuoi la nonna? Ok. Allora sarà fatta per te e per Marianna, ok? Ok Gino? Va bene, ciao. Ciao, un bacio. Ciao ciao. Leggimi un po' di messaggi, se no sta male a non leggere un po' messaggi. Si sente, dai. no? Sì. Ci Allora sono leggiamo qualche messaggio. Ciao Mimmo, tanti saluti ad Alessandra da Carosino. Ciao Alessandra. Poi c'è un saluto a te Carosino. Un saluto al nostro amico Peter per una presta guarigione, gli amici del locale di Bisceglie. Me lo auguro anche io, Peter. Spero che guarisci subito e fai di nuovo. Poi c'è ciao Mimmo, sei un grande. Sono Roberta di Natale, vorrei dedicare alla mia piccola Arianna WhatsApp. Un Ciao, bacione, Roberta. un abbraccio a mio fratello Daniele. Ciao, Ciao. Poi abbiamo buonasera Mimmo e Daniele. Sono il vostro amico William, un saluto in particolare a Economia e Nicola Galante. Ciao William, Ciao, William, un abbraccio. Nicola ricambia. Abbiamo la chiamata? Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Buonasera. Che bella voce chiamo da brillante. Bitonto. Mi dica signora. Mi chiamo Nella, Mimmo. Nella, dimmi. Dimmi tutto. Dedico una canzone a mia nuora Rosanna. Come no, sarà fatto, ok? Vediamo la prossima. Pulpito. Pulpito, ah, voi siete... Ok. Mi associo anche io ai vostri saluti, ok? Va. Saluto Mimma e Cataldo. Un bacio e un abbraccio. Ciao. Mimma, ciao. Saluto la figlia di Mimma e Cataldo. Il video è pronto, ma quale? Quello nuovo? Quelli di Vezzosi? Ok, dai, mandiamo in onda il video per chi non lo conosce. Questo è il video di Non te posso perdonare. Vai! E da quanto tempo non lo vedi? Una settimana. Ma nessuno si è permesso di metterti davanti. Ma neanche per scherzare, anche quando facevi la cattiva dentro casa, mamma, cioè, questo stronzo l'ha fatto. Però felice. Anche. Vai Francesco a provare. Sì. Se Francesco la prima mi dici con giusto. Tu no, ma no. Oggi. A te papà. Nemmeno come pensiero la viva fa. Mi dà girata la cosa più bella che tengo. Tu l'hai sposato dentro la chiesa giurando che la vuole bene per tutta la vita. No, io non ti permetto che ci metti mano in culo. Sentimi, ti voglio parlare. Se l'hai sposato non è solo per pazziare. Guardami, sta chiagnendo qua. Bagno ogni parola, non è facile a parlare. A te zitto che non serve a niente. Come cerchi scusa, ma può fare solo piacere. Che è figlia a me, Che è figlia a me. ha già affidato a te. Ma tu, e mo che cerca me. Ti cerca scusa per favore,
se che stiamo non parlato, è stato solo in un momento, non capite niente più. Sono troppo innamorati, la voglio bene, a gelosia è una brutta malattia. Ma che coraggio che è tenuta, non le vale dato il suo confuso, guarda che mano le va tutto di mamma che avesse a fare. E stessi cose che hai fatto con la te l'avesse a fare. So che da voglia da divorzia. Se aver sbagliato sono venduto, ma ti sto cercando scusa, dimmi tu che posso fare. Non muovere mano con la mia sola, ci fa la carezza, non posso perdonare. Sacci già, ma non mi può vedere, però la speranza non aperta voglia ancora. Scusami, non l'aveva fatto. Sono scemo che la sera saccia buona. Sei stato tu che avevo su te sposa. Sei messo pure contro di me per stare insieme con te. Non hai mai capito che tu non tieni su di me. Torna quando si nomma e poi la può portare. Cerca scusa per favore, se che stiamo non parlato, è stato solo in un momento, non capite niente più. Sono troppo innamorati, la voglio bene, a gelosia è una brutta malattia. Ma che coraggio che è tenuta, non le vale dato il suo confuso, guarda che mano le va tutto di mamma che avesse a fare. E stessi cose che le fatto con la te l'avesse a fare. So che bello, ma che parola a fare. Se aver sbagliato sono venduto, ma ti sto cercando scusa, dimmi tu che posso fare. Non muovere mano con le piette sola, per te fa la carezza e tu non le fatti mai. Sbagliato sono venduto, ma ti sto cercando scusa, dimmi tu che posso fare. Non muovere mano con le piette sola, per te fa la carezza e tu non le fatti mai. Io ti prometto che non capite mai più, la voglio troppo bene. E so venduto, se la ce l'ha tutta e ti cerco perdono. Esci fuori da casa. Ed era, eccolo qui, per chi non lo conosceva, non ti posso perdonare. Daniele, leggimi qualche messaggio. Faccio un saluto, mi ha salutato i miei cugini, Antonella e Gianluca. Sì, Antonella e Gianluca. Poi un abbraccio. Ciao Gianluca.
Buonasera, sono Anna Maria da Trinitapoli. Vorrei fare una dedica a mio marito Roberto che sta in carcere perché domani è il suo compleanno. Un saluto da parte nostra. Facciamo gli auguri, anche che non si fanno gli auguri, vero? Zio, sei un grande, un saluto a mio fratello Vito e De Cesare, giusto? Cesare, sì. Ciao Cesare, lo saluto io, tuo fratello. Non ti dimenticare WhatsApp per la bambina. Sì, mo lo facciamo. Volevo cantare. Poi un ultimo messaggio. Ciao Daniele Bello, uè grande Mimmo, un abbraccio di cuore da Enzo Baio. Ciao Enzo. Un abbraccio Enzo. Anche a Nicola Galante. Ti ringrazia Enzo, ti ringrazia. Pronto? Sono la figlia di Enzo Gommista. Sei la zia di... Abbassate la TV perché... Figlia! La figlia di chi? Di Enzo Gommista. Di zia Antonietta. Dimmi. Enzo Gommista! Abbassa la TV perché io non ti riesco a sentire bene. Perché si sente l'eco. Enzo il gommista. Ah, visto? Enzo il gommista. Enzo il gommista. Ciao, bella. Mi ha detto babbo che conosci tutte le canzoni mie, è vero? Sì. Poi me li devi cantare. Quando sarà li canteremo insieme, ok? Ok. Ciao bella, dai un abbraccio a papà e mamma, ok? Ciao bellissima, un abbraccio. C'è diretta? Sì. Pronto? Pronto? Mimmo? Sì? Sono Giusy. Ciao Giusy. Sei forte, grande. Ciao cuore, grazie. Grazie. Un bacione da Perla, Shakira, Michael e Stefano. E io vi faccio un abbraccio forte, se lo sentite sono io, quel calore, Grazie. Questa volta ti ho beccato. Grazie Giusy, grazie. Salutami. Una bella canzone, una bella testa. Ok, fra poco uscirà il video nuovo, quella canzone che ti ho fatto ascoltare nuova è una cosa spettacolare, dai. Ok. Ciao Giusy. Salutami a Stefano, un bacione, ciao. Allora nel frattempo c'è un altro messaggio, anzi più di uno. Ciao zio Mimmo, un bacione da Sabrina, Gianni e Andrea, cantaci Mizza Via. Ciao amore a tutti. L'attrice del videoclip Mizza Via, la ragazza bionda, perfetto. Sarebbe lì, okay. mia nipote, che gli mando un bacio. Pronto? Un altro messaggio. Pronto? Sì? Ciao, Concetta da Ostuni sono. Ciao Concetta, come va? Tutto bene? Sì, tutto bene. Dimmi, cosa posso fare per te? Voglio fare una dedica a mio marito. Sì. A Oronzo, ok. Ok, sarà fatto. E più ai miei 4 figli. Non ho capito. E in più hai 4 figli. Hai capito? Ai nostri figli. Ai vostri figli. Come no? Un abbraccio, Concetta. Ok? Un saluto a te. Un saluto al piccolo Alessio. Ok, grazie. Allora, c'è Roberto da Ceglie Messapica che ti saluta e chiede di dedicare una canzone alla moglie e ai propri figli. Va bene, prendiamo l'ultima chiamata, poi facciamo un'altra canzone, ok? Pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Sono Jonathan da Trinitapoli. Non ho capito perché io qua non sento bene l'audio. Grida un po' di più. Sono Jonathan da Trinitapoli. Jonathan, da ciao Trinitapoli. Jonathan. Dimmi Jonathan. Vorrei dedicare una canzone per mio zio che domani compie 31 anni. 31 anni? Sì. Ok. Li facciamo gli auguri da parte nostra, ok Jonathan? Ok.
Ciao. Potete dedicare una canzone? Va bene, mo vediamo, facciamo una bella canzone divertente, facciamo Maraja, ok? Ok Jonathan? Ok. Ciao Jonathan, un abbraccio. Facciamo la canzone e fermiamo un po' le chiamate, quanti messaggi. Leggiamo un messaggio? Un paio di messaggi? Dai, leggiamo qualche messaggio, dai. Allora, un saluto Mimmo e tutto il tuo staff, tuo cugino Cataldo, ti seguiamo sempre. Grazie Cataldo. Ciao Mimmo, sono abbraccio. Tonino Mariano da Taranto, ti mando tantissimi saluti a te e tutto il tuo staff. Ciao Tonino. Di Paradise TV, mi canti una canzone a piacere. Ok, allora, senti, prendiamo quest'altra chiamata, poi cantiamo perché la gente... Ultima chiamata, ok. Pronto? Pronto? Sì? Sì, volevo salutare Mimmo Mirato, un carissimo amico che è nella pagina dell'Angolo degli Artisti, sono Charlie Brown, e volevo salutare anche il carissimo amico, lui radiofonico, Nicola Galante. Grazie mille. Grazie, grazie a te, un saluto da tutti noi. Un salutone. Ciao, grazie. Andiamo con Maraja, vai. Io sono stato sempre un figo, non ci ha acchiappato mai nulla, ma che saputo sta guaglione non vuole cedere però, ha trovato tutte le poste addosso e sape come mi da fa impazzire. Io perdo la reputazione del Don Giovanni e la città. A me mi piace fare Maraja perché mi ha fatto troppo bene mamma. A colpa non è mia, se tutte femmine mi vengono a cercare. A me mi piace fare Maraja, tu non mi puoi fare più aspettare. O saccia prima roba che rintassi in braccia pure tu ci non può passarti inosservato il mio fascino, perché nessuno mai ci ha resistito fino in mondo. Stai mantenendo, manca poco e tu cederai, e nel mio arremmo tu entrerai. A me mi piace fare Maraja perché mi ha fatto troppo bene mamma, e che l'invidia in cuore tutti gli uomini che stanno a sta città. Quando per strada io cammino e coppia faccia appicciata e femmine che su quartiere se girano per me guardare, e io proseguo senza mi importare, perché io sono un vero Maraja. Mi basta schioccare le dita, papà più bella che ci sta. A me mi piace fare Maraja perché mi ha fatto troppo bene mamma. A colpa non è mia, se tutte femmine mi vengono a cercare. A me mi piace fare Maraja, tu non mi puoi fare più aspettare. O saccia prima roba che rintassi in braccia pure tu ci non può passarti inosservato il mio fascino, perché nessuno mai ci ha resistito fino in mondo. Stai mantenendo, manca poco e tu cederai, e nel mio arremmo tu entrerai. A me mi piace fare Maraja perché mi ha fatto troppo bene mamma, e che l'invidia in cuore tutti gli uomini che stanno a sta città. A me mi piace fare Maraja perché mi ha fatto troppo bene mamma,
a colpa non è mia se tutte femmine mi vengono a cercare. A me mi piace fare maracciane, tu non mi puoi fare più aspettare. Ho saxo prima roba che rindassi i braccia pure tu ci sta. Bella canzone, non vedo l'ora di terminare il videoclip. Facciamo. Allora, buonasera Mimmo, sono Rosanna dai Tamburi, la sorella di Massimo. Ciao, vorrei Rosanna. dedicare Sono l'amore al mio fidanzato Francesco Minnini e un bacione alla piccola Alisia. Sarà fatto, mia nipote. Ciao Alisia. Buonasera Mimmo, vorrei dedicare una canzone ai miei nipoti Gioni e Anita, ai miei genitori Donato e Giulia, una canzone di Gianni Vezzusi. Vediamo se è possibile, vediamo, perché in scaletta ci abbiamo le canzoni mie. Vediamo se possiamo cantare qualcosa di Gianni Vezzusi, ok? Buonasera, sono Anna, scrivo da Bitonto, saluto a tutti, anche mia suocera all'ospedale, un abbraccio e se era possibile vedere il video WhatsApp. Ok, ciao Anna, ti faccio un abbraccio, spero una presta guarigione per tua suocera, ok? Il video, ok, dai, vediamo se mandiamo il video di WhatsApp. Vediamo. C'è un altro messaggio? Sì, ci sono altri messaggi. Dedico una canzone al mio grande amore Monica da Lizzanello. Ok. Ciao, mi chiamo Rosso Stefano, mi potete dedicare una canzone a piacere. Ok Stefano, la prossima sarà la vostra, ok? Ciao Stefano. Ma il video nuovo ancora non è pronto. Guarda, neanche io l'ho visto. Sarà una sorpresa, prima volta nella storia che l'autore del video non guarda il video, lo manda direttamente. Io sto avendo un rischio. Sto facendo guarda che rischio sto prendendo. È capace che lo blocco a metà, non lo so, io non lo conosco, vediamo, lo vedo per prima volta insieme a voi, guarda, forse voi non ci credete e fate bene. Allora, un altro messaggio ancora, Mimmo. Sì, vai. Sono Mariangela Rosso, vorrei Ciao Mariangela. una canzone per mio zio che è in carcere con una presta libertà. Ti voglio bene zio, da parte di Mariangela Rosso. Ok Mariangela, sarà fatto, mi associo ai tuoi saluti. Se riusciamo a fare il prossimo brano, Miezza Via, per tutti i carcerati, dai, ok? Pronto? Ciao, sono Emanuela. Per caso hai visto Gianni? Ti piaceva, lo credevi, il tuo angelo d'amore, una storia già finita, parole andate a vento. È rimasto dentro cuore, sai che agnelle tutte insieme e non te rassegni ancora, e che lo male cerca sempre tu. Prato mossa sta miezza via, non tiene tempo per te, ma che notte sa vedere che compagno se ne va, sempre che motociclette per strada la città. Prato mossa sta miezza via, che futuro ti porta, e sono sicuro ma una volta le viene in mente di sposare, pure siamo troppo bene, tu ti rassegnare, ma che aspetta a fare, che una volta che sono dorme tu, tieni a mente queste parole, se pensi nell'ancora salva tu. E me senza coro, sono sicuro che non voglio, ti prometto non mantiene, ho paura con noi. Sa parla solo che mano, ogni volta da battuto, non è fatta la famiglia, appartiene a tuo mondo.
pugno non sono. La domanda sta niente mia, non tiene tempo per te. Anche notte sardine che compagna se ne va. Sempre che motociclette per strada la città. La domanda sta niente mia, che futuro ti porta. E sono sicuro ma una volta le viene in mente di sposare. Pure siamo troppo bene, dobbiamo rassegnare. Ma che aspetta a fare, che una volta che sono corratore tieni a mente queste parole, se pensi nell'ancora salva tu. Ed era Mezzaluna. Ok. Che abbiamo, Daniele? Sta vedendo un pappagallo? Allora. Ti seguiamo sempre, un abbraccio da tuo cognato Piero e Stefania e i tuoi nipoti da Statte. Ciao belli. Lo sai che vi voglio bene, no? Ciao Mimmo, sono Laura da Bari, saluto mio marito Leonardo e Ciao, mia Laura. nuora Anna e Tania, mio genero Mario. Se possibile una canzone a piacere. Ok, vediamo se contentiamo con la prossima canzone. Pronto? Pronto? Sì, pronto, la sento. Ciao mi dica. Mimmo. Ciao carissimo, come va? Come stai? Stai bene? Bene, grazie. Chi è lì? Sto vedendo che sei seduto. Sì, siccome io ho viaggiato Questa è la troppo. prima volta che ti chiamo. E mi fa molto piacere, guarda, come ti chiami? Io sono Giuseppe di Acquaviva e sono un radioascoltatore di Radio Potenza Centrale. Ah, ok. E Quindi... mi conoscono come il nonno col cappello di Acquaviva. Ah, ho capito. Sì, sì. Allora, la prossima canzone, Sì. a piacere tuo, Sì. la voglio dedicare al direttore Antonio di Radio Potenza sì, Centrale, sì. a tutto lo staff, tutti i speaker, tutti in generale. non Nicola Galante ricambia saluti e qui dietro le e quinte. anche a Nicola Galante. Sì, e qui dietro le Radio quinte. Iva. Ok, sarà fatto. Ok. Grazie. Ciao, Mimmo, Grazie alla della prossima. chiamata. Ciao, ciao. Dai, C'è diretta. sì. Pronto? Pronto? Sì, sono Salvatore, Mimmo. Chi? Salvatore. Salvatore carissimo, dimmi tutto. Salvatore. Buonasera, Ti saluto ragazzi. il compagno tuo, Buonasera, Daniele, qua che sta Salvatore, chiamando. buonasera. Stasera l'ho coinvolto, ho detto devi stare vicino a me. No. E infatti... alla fine ce l'ha fatta. Un'altra presenza. No, è bellissimo, dai. Niente, se gentilmente mi puoi dedicare Sono l'amore. Ok, sei un amore, Salvatore. Un saluto a tutta la tua anche famiglia, voi. Salvatore. Salutami i tuoi genitori, ok? Non mancherò. Ciao Salvatore, ciao. Allora, volevo ricordare prima di Daniele di Natale, è fotografo, lui mi fa anche i miei videoclip. Adesso uscirà quello che abbiamo fatto con Gianni Vezzosi, l'autore è lui del video. Fra poco uscirà il Marajà. Il Marajà, da quando lo stiamo girando, Daniele? Circa un mese, però Un con mese. i tempi. Con i tempi, il fatto del Il tempo, il meteo maltempo, non ci va- siamo fermati un po'. non E di va là al nostro vediamo favore. Daniele che cosa uscirà a fare, perché Marajà è una canzone molto complicata. Dovrebbe venire una cosa molto ma molto bella, vero? Me lo grandisci, Daniele? C'è no soldi Speriamo. ok. Farò Ok. il mio meglio. Allora, Ok. c'è ancora qualche altro messaggio. Buonasera, sono Chiamata, Antonello. No, scusa, Sì, sono di- Antonella da Bitonto. Vorrei salutare la mia famiglia dei tamburi, un bacione ad Alicia e anche a mia sorella Mimma. Un abbraccio forte anche a voi tutti. Ciao alla famiglia Pulpito. Mi associo ai saluti. Leggiamo qualche altro? Ciao Stasera- Mimmo, sono Anna, vorrei dedicare una bella canzone a mia sorella Loreta e mio cognato Mario, i miei cognati Giuseppe e Francesca. Sarà fatto, Anna.
Siete bellissimi, zio Pete, bravi. Ciao Grazie. zio Pete. Dai, dai, di bellissimo, mo. Dagli pure tu, mo. Chi? Stai Sì, siamo due, stai stasera prendendo siamo i due, complimenti. quindi siamo due. Dai, Gianni, ciao. Ciao Giovanni. Allora, dedico... Questa l'abbiamo già letta. Dedico una canzone al mio grande amore Monica da Lizzanello, una a piacere. Un saluto a tutto Lizzanello. Allora, e il video? A che punto sta? Non è che doveva finire la trasmissione il video? È quasi nato. Non lo dobbiamo mandare in onda. È in travaglio. Travaglio. Ancora È in travaglio. Quasi pronto. Ho fatto 300 km, sono da Taranto qua. 3,25. 3,25 per fare il videoclip. Ho qui. fatto, Mimmo, ho fatto. Vabbè, hai guidato tu. Vabbè, insieme. Il ritorno guidi tu. Il ritorno te la vedi tutto tu. Sicuramente. No. Allora, poi ti saluto e mi congratulo dedicando una canzone a mia moglie da Taranto, Ciro. Ok, Ciro, sarà fatto. Anzi, la prossima, Sono l'amore. Vorrei dedicare questa canzone anche alla mamma mia. Un bacio e un abbraccio. Ciao amore. Lo sai, ti ho pensato dall'inizio. Andiamo? Io sono quel ragazzo che ti chiama notte e giorno, sono l'ossessione che ti gira intorno. Sono che la ti mandi fiori sul biglietto, scrivi amore, sono quello che poi ti massacra di messaggi anonimi. Io sono quel ragazzo che ti segue dappertutto e poi ti aspetta se ne forna fabbrica. Sono che la gata sonna notte, che la sonna da sogno, sono quello che darebbe pure niente per avere. Io sono l'amore che ti bussa ogni giorno alla porta del cuore. Tocca e non sento che sto bene che aspetto che tu vieni a rapire. Sono l'amore che vive di nascosto come all'altro ti amo. Tocca e rimprovero, 100 volte non si stanca perché muore te. Griderei al mondo, ti amo dalle 7 a mezzanotte, penso sempre a te. E che stavo da tutti, mentre ti guardo intorno occhio tuo, sperando che mi riesci a sì. Io sono quel ragazzo che ti segna per le strade, due cuori iniziali tutte e due. Che la si sente innamorata al punto di morire dentro. Sono quella che facesse tutte cose per avere. Io sono l'amore che ti bussa ogni giorno alla porta del cuore. Tocca e non sento che sto bene che aspetto che tu vieni a rapire. Sono l'amore che vive di nascosto come l'altro ti amo. Tocca e rimprovero, 100 volte non si stanca perché muore te. Griderei al mondo, ti amo dalle 7 a mezzanotte, penso sempre a te. E che stavo da tutti, mentre ti guardo intorno occhio tuo, sperando che mi riesci a sì. Griderei al mondo, ti amo dalle 7 a mezzanotte, penso sempre a te. E che stavo da tutti, mentre ti guardo intorno occhio tuo. Sono l'amore. Ecco qua. Nel frattempo abbiamo letto tutti i messaggi, vero? Se volete mandare qualche messaggio su WhatsApp. Dai, che stavo Per il dicendo? momento li abbiamo letti tutti. Volevo fare la pubblicità. Chi vuole, artisti come me, fare qualche videoclip, c'è qui Daniele Di Natale che è molto in gamba
Grazie. riesce a organizzare tutta la situazione. Poi vedrete i prossimi video realizzati da Daniele Di Natale e state voi a capire che livello è Daniele, ok? Sulla zona di Taranto, di Puglia. Qui a Napoli abbiamo Gino. Gino, è pronto il video? Ti voglio bene, lo sai. A me lo dici, ma a me tutti così. Io le cose mie le voglio in fretta. E vedi che mi sono meravigliato che ho aspettato quanti? 15 giorni, 20 giorni che sto aspettando sto video. Sì, 20 giorni. Comunque, una settimana. Una settimana. Comunque, che stavo dicendo? Visto che adesso mi sono ricordato, per chi mi segue, domani io sarò in diretta sulla Puglia, sul canale 631. Il canale si chiama, Daniele? Italia? TV Music Italia, Music. Sì. Sto sul canale 631 in compagnia di Gigi D'Angelo. Quindi domani alle 21 starò lì. Quindi andiamo con... vorrei parlare con la regia. La regia. No, volevo mandare il video, vabbè, quello lo mandiamo all'ultimo, dai. Facciamo la nonna. Sì, chiama mia nonna per favore, la nonna, già c'è la nonna. Perché non ti rimane quasi niente, la pensione che tu va a pigliare ogni primo mese. Tra i pregi e i difetti si sono aggiunti grandi vinci, tutte sorti che tu non ti trovi, ti vai a aiutare. Ma chissà, mia nonna è diventata un gioco dipendente, ma ne sono accorta che non mi regali più niente. Sai sempre in tanto da battaglia a sperperare, altri si dice l'otto non sa più che giocare. Mia nonna è diventata un gioco dipendente e vuole venire a casa che l'ha già prestata. E sorte che non ci fa arrivare a fine mese, la colpa dai e tanto casa na papà. Ma per curiosità l'ho pedinata l'altra mattina, che ne sa sempre una moneta mano gratta. Mia nonna è diventata un gioco dipendente, non ci sta niente che può disintossicare da questa droga che ha colpito tanta gente e l'ha inguagliata peggio come se maneggia. In te mani non ti ronca niente, te li compro io gli alimenti e bolletta sto mese son chi che te paga papà. Non si può fare, mia nonna è diventata un gioco dipendente, ma ne sono accorta che non mi regali più niente. Sai sempre in tanto da battaglia a sperperare, altri si dice l'otto non sa più che giocare. Mia nonna è diventata un gioco dipendente e vuole venire a casa che l'ha già prestata. E sorte che non ci fa arrivare a fine mese, la colpa dai e tanto casa na papà. Ma per curiosità l'ho pedinata l'altra mattina, che ne sa sempre una moneta mano gratta. Mia nonna è diventata un gioco dipendente, non ci sta niente
vece come se maneggiare. L'altra mattina che ne sa sempre andare, una moneta mano gratta mia non è diventato un gioco dipendente, non ci sta niente capo di disintossicare da questa droga che ha colpito tanta gente e l'anguagliata invece come se maneggiare. Non. Questa canzone la dedico a Marianna da Taranto. Allora, leggiamo qualche altro messaggio. Ciao Mimmo, sono Mariangela dalla provincia di Brindisi. Vorrei dedicare una canzone a mio marito Vittorio e dirgli che lo amo e che sono fiera di portare in grembo nostro figlio. Grazie. Che cosa bella, che cosa bella. Ciao Mimmo, un grande saluto dalla focacceria Willy. Un saluto da parte mia, la focacceria William. Se vengo in tempo stasera mi mandate qualche pizza, No, faccio tardi. Ciao, un saluto da parte mia. Ci sono altri messaggi? No. C'è sempre, il nome non lo scrive, da Lizzanello, per il suo grande amore Monica, ci chiede una canzone a piacere. Ok, sarà fatto. Che abbiamo fatto? Abbiamo finito? Vogliamo chiedere se è pronto questo video. Il video è pronto! 5 minuti. Oh, da 2 siamo andati a 5 mo! Cioè, mo stiamo andando a aumentare, mo è finita la trasmissione. Oh, raga, manca poco, No, manca deve andare in onda, Manca ancora mezz'ora. Ancora? Sì. Che canzone manca che non abbiamo cantato? Quando si fa sera? Quando si fa sera? Madonna. Voglio sul latte. È una canzone nuova, voglio sul latte. C'è una telefonata? Sì. Prendiamo questa chiamata, dai. È caduto. Allora vorrei dedicare... No, niente, dedicare a tutti quelli che mi hanno chiesto la canzone a piacere. Voglio solo a te. È una canzone che non ho mai fatto ascoltare. Quindi vai. Sei fissato che mi sento ancora cucchiano e se il telefono si mi può controllare che non ha tengo segnato soltanto un nome che cose fanno i graduati non ne faccio più e ti comporti proprio come una ragazzina. Gelosi oramai non dava ragione, ma dopo capire che voglio solo a te che nessuno mai potesse contrassere. Prenda su cuore mio che ormai sceglio da te non devo mai perdere, ma dopo capire se resta senza te per me sta vita non te ne se mette chiusi tu soltanto che è la cade in te suona e che mi può far vivere. Non tremasti da me e sento come sbatto che so cuore, ma dopo capisci tutto dopo me che sono io non cerco niente più se la certezza che nessuno mai mi restano per te. Si fa sti cose soltanto perché a me ci tiene. Non sopportasse canata ma messa tocca. Mi fai incazzare ma cosa che ti voglio più bene.
La cena pace è più bella fa amore con te. Ma come grande e pulito tra noi che sta amore, la sensazione si prova non si può spiegare. Ma tu puoi capire che voglio solo a te, che nessuno mai potesse incontrarsi. Prenda sto cuore mio, che ormai sceglio da te, non ti voglio perdere. Ma tu puoi capire se resta senza te, per me sta vita non te ne si mette più. Sei tu soltanto che è la che in suono e che mi può far vivere. Non tremasti da me, e sento come sbatto questo cuore. Ma dopo capisci tutto dopo me che sono io non c'è più niente più, se la certezza che nessuno mai mi restano per te. E sento come sbatto questo cuore. Ma dopo capisci tutto dopo me che sono io non c'è più niente più, se la certezza che nessuno mai mi restano per te. Ed ero voglio solo a te. Allora, com'è questo? Ciao, buonasera, mi chiamo Anna, scrivo da Bari. Se potresti dedicare una canzone a mia figlia che compie 13 anni. E cantiamo, facciamo WhatsApp. Allora, ok. Allora WhatsApp io ve la canto a serata, fine serata, mandiamo il video in onda che me l'ha cercata. Mi sono dimenticato chi è che me l'ha cercato, però lo mandiamo per voi, ok? Ciao, sono Mary, vorrei ascoltare una canzone a piacere. Sarà fatto. È pronto il video? È pronto il video, è nato. Allora, io mando il video in onda, non ci sta su YouTube perché è appena finito, quindi questo verrà caricato domani verrà caricato su YouTube. Quindi guarda, quindi ora è la prima volta che lo guardiamo e lo guardiamo insieme. Andiamo col video nuovo. Cos'è l'amore? Sai dirmi cos'è l'amore, dimmi cosa si prova quando t'annamora. Sento un dolore qui al petto quando la vega mi blocca puro respiro. Quando sento il suo profumo, quando saluta sento cuore che sbatte. Lo sento addosso, sento vicino, perché sei tu la donna che amo. Da quella notte non so più cosa fare, più mi guardavo e più mi innamoravo di te, perché sei semplice, irrafferrabile, con quel nasino lì su, con quel vestito rosa, con chi lì lenta goccia, frangetta corta pare una confetta. Io voglio a te che fa non ridere, prendi gioco di me, ricordo in quel piano bar, non jeans e una maglietta, mi sono innamorato, di te sono invaghito e tu non ridere più. Come sei bella stasera, odori di primavera, sono pazzo di te e tu di me. A tuo cammino tu, cadono petali blu, sei bella da morire. Tu sola se mette scurna e gelosia te illumini la vita mia. Ti sento addosso, ti sento mio, perché sei tu la donna che amo. Da quella notte non so più cosa fare, più mi guardavo e più mi innamoravo di te, perché sei semplice, irrafferrabile, con quel nasino lì su, con quel
rosa con chi li lenta goccia, Francetta corta per una convetta. Io voglio a te che fanno ridere, ti prendi gioco di me, ricordi in quel piano bar, non c'è una maglietta, mi sono innamorato, di te sono invaghito e tu non ridere più. Dimmi che cosa mai succederà, se provo a darti un bacio mi dai uno schiaffo. Lo trovi divertente sotto sotto, ti piace farti corteggiare. Non dirmi no, perché lo vedo, perché sei tu la donna che amo. Ah, quella notte non so più cosa fare, più mi guardavo e più mi innamoravo di te, perché sei semplice, irrafferrabile, con quel nasino lì su, con quel vestito rosa, con chi li lenta goccia, Francetta corta per una convetta. Io voglio a te che fanno ridere, ti prendi gioco di me, ricordo in quel piano bar, non c'è una maglietta, mi sono innamorato, di te sono invaghito e tu non ridere più. Bello, veramente bello. Complimenti a Gino, vogliamo fare complimenti a Gino. Grande, grande. Non ho parole, guarda, sto dicendo così che non ho parole perché l'ho già pagato, perché se non l'avrei pagato cominciavo a criticare per tirare un po', ma l'ho già pagato. Sì, bravissimo, bravissimo. Bello, bello veramente. Bello. Vediamo, prendiamo la chiamata, dai. Bravo, bravo. Bravo veramente, bello, bello. Che ne pensate? Vediamo, vediamo. Pronto? Pronto? Ciao, Concetta sono. Chi? Concetta. Ciao Concetta, dimmi tutto, Concetta. È troppo bello il film, il video. È bello, Concetta, veramente? Me lo confermi? Sì. Ok, allora lo finisco di pagare, Sì, dai. sì. Lo finisco di pagare. Grazie, grande. Grazie. È tutta idea mia, però Gino è stato l'autore. Buonasera, che combinato qua, Pino. Ciao, Pino. Alzati, vieni qua. Mimmo ammirato, il maestro che sta qui, sta leggendo i messaggi, è sempre un maestro. Daniele Di Natale. Complimenti per questo video in prima visione qui a TV Paradise, il nostro creatore di questo video. Io ho visto dietro le quinte come lo stavi realizzando insieme a Gino Tizzano. Mi stuzzicavi che io ero curioso di vederlo e dice Mimmo qua lo sto vedendo e io non lo vedevo. Ma comunque voglio dire che il re dei video a Napoli, dobbiamo dire che lavora veramente a Napoli, in Campania. Napoli attenzione. Abbiamo Ci sono alcuni artisti che non lo sanno, ma dobbiamo dirlo che Gino Tizzano è veramente... è in gamba e number one e bravo veramente in questo modo. E voglio dire che lui ha realizzato i video a tanti artisti, ma anche con questa canzone io dico che qualcosa succede con questo video, perché è veramente molto simpatico. Ma a parte il video, è il personaggio quello che conta. Allora io sto qua perché voglio presentare, è arrivata una new entry qui. Collaboratori di Pino Grazioli, sono arrivati nuovi collaboratori di Pino Grazioli. Noi abbiamo qui i tecnici, gente nuova, diciamo Giovanni, Nino. Ai cameraman, Enzo alle luci e all'audio, Gino Tizzano alla regia. Quindi noi abbiamo, li voglio fare entrare, dove sta? Dove è andato quello? Fa po e poi scompare. Sono scappato. Li voglio presentare un attimo in diretta perché loro sono gli agenti commerciali di TV Paradise, coloro che vanno a chiudere i contratti. Vieni, entra, i microfoni ragazzi, i microfoni. Dopo facciamo entrare anche a loro. Sono iniziati già a lavorare, prego. Eccolo. Lui Biagio, comunque lui è Biagio. Ciao Biagio, di piacere, Mimmo. Tu stai uomini e donne, Biagio. Hai capito no? Questa è una woman. Uomini e donne là, femminile, gay, lesbica, non si capisce niente a Canale 5. Questa è veramente da uomini. Da uomini veri. Con la U grande. È vero.
Ma come si bellino? Stavolta sono più belli. Si vogliono bene, si vogliono bene. Senti, lui è l'agente di commercio, cioè non è che vende il Pomarolo, cosa, fa l'agente di commercio. E quindi poi ci sono gli altri che stanno lì dietro le quinte, che poi magari prossimamente li presenteremo. Ti rubo questi 2 minuti? Sì, tanto li recuperiamo, dai. Li recuperiamo, tanto tu lo sai, con me recupero sempre tutte cose. Tu comandi qua. Comandi tu oramai qua, vedi? Sei sempre qua. La mattina a sera sei sempre qua. È vero, è vero. Biagio, allora, salute ai telespettatori. Salve a tutti, un saluto circolare a tutti quelli che ci stanno seguendo. Tutte le case circondariali, tutte... Sì, soprattutto quelle. Case d'appuntamento. Ah, lo so. Case d'appuntamento, soprattutto le seconde. A casa, come si chiama te a casa? A casa comunale. A casa comunale. Vabbè. Voglio spendere 2 parole velocemente con il permesso di Mimmo. Prego, ad Ercolano ci saranno, già è successo questa mattina, 400 abbattimenti qui sulla zona del Vesuvio. Già questa mattina purtroppo una famiglia è uscita fuori di casa e hanno demolito questa abitazione perché sono abusivi, ovviamente pagando lo Stato, hanno pagato anche lo Stato, queste persone hanno pagato 150-100.000 euro, ma il comune ha fatto scomparire i soldi e queste persone comunque hanno avuto dalla procura di Napoli l'abbattimento. Ce ne saranno altre 400 ad Ercolano di abbattimenti, quindi o vi muovete a fare qualcosa, denunciate il comune, denunciate a queste persone che hanno preso i soldi, fate presto e così può darsi che la vostra casa si può salvare. E questo lo diciamo sia per Torre del Greco sia per Ercolano. Non dite a me la mia casa non la batto. Se avete il problema che avete costruito dopo gli anni dove prevedono che è abusivismo, quindi provvedete immediatamente e denunciate a chi avete dato i soldi, perché perdete sia i soldi sia la casa e anche il terreno vi confiscano, come è successo a questa famiglia. Noi gli stiamo vicini con il cuore a questa famiglia. Ci stanno guardando tutte le famiglie di Ercolano, tutte le zone vesuviane, perché poi cominceranno da Massa di Somma, Polena Trocchia, Portici, Ercolano. Svegliatevi dal sonno e vedete quello che dovete fare, denunciate, perché voi i soldi non ve li ridanno più indietro. Il comune se l'è messo in tasca i soldi tutto. E perdete tutto, perdete, ok? Allora Biagio, velocemente noi salutiamo. Mimmo, grazie per avermi ospitato nel tuo programma. E poi seguite il video di Mimmo ammirato tutti i giorni su TV Paradise. Ciao, grazie. Allora, i saluti, l'ultimo brano? L'ultimo brano o chiudiamo col brano? No, allora facciamo così, mandiamo il video di WhatsApp e poi rimandiamo di nuovo il video nuovo, che voglio rivederlo. Vabbè, dai, cantiamo WhatsApp e poi... Okay. È proprio un'ossessione, sa comincia da mattina rindolietto. C'è prima il caffè, tu tieni un telefonino rinde mano. E te stai messaggiando con un'amica che ste casa ti rimpetto. E come al solito in ta casa non servizio non ti metti a fare. Mannaggia di WhatsApp, ma rotto proprio a tappo, non sa più che fa, a gamba mi scoppia. Mannaggia di WhatsApp, guarda che combinato, video e fotografia, un innamorato tuo. E quando mamma ti chiama perché è pronto già, puntualmente con telefono tu vieni a mangiare, che cuffiette tu non senti manco che stamattina o si parliamo con te. Mannaggia di WhatsApp, ma rotto proprio a tappo, a notte rindolito, stai sempre con WhatsApp. Ronca buonanotte, tu assento mi fai un cenno con la mano. Sei troppo concentrata su WhatsApp,
ma a me chi mi fa fare? Mannaggia di WhatsApp, ma ha rotto proprio la tappa, non sa che fa, ma che mi mangia più. Mannaggia di WhatsApp, guarda che combinato, video in fotografia, un innamorato tuo. E quando mamma ti chiama perché pronto già, puntualmente con telefono tu vieni a mangiare, che cuffietto tu non senti manco che stamattina, o si parliamo con te. Mannaggia di WhatsApp, ma ha rotto proprio la tappa, a notte vindoletta, stai sempre con WhatsApp. E quando mamma ti chiama perché è pronto già, puntualmente con telefono tu vieni a mangiare, che cuffietto tu non senti manco che stamattina, o si parliamo con te. Mannaggia di WhatsApp, ma ha rotto proprio la tappa, a notte rindoletta, stai sempre con WhatsApp. Gino, fammi salutare a tutti. Allora, saluto a tutti. Domani, io vi ricordo che domani sarò in diretta sul canale 631 per la Puglia. Chi mi vuole seguire vi aspetto domani alle 21, ok? Un bacio a tutti, saluto la mia famiglia, ciao Asia, ciao Jasmine, ciao Gaia, ciao Vita, ciao Katia, ciao Annetta, ciao a tutti, un bacio. E un saluto da parte di Danilo. Buonasera a tutti. Sai dirmi cos'è l'amore, dimmi cosa si prova quando t'annamora. Sento un dolore qui al petto quando una vega mi blocca, puro respiro. Quando sento il suo profumo, quando saluto, sento il cuore che sbatte. Lo sento addosso, sento vicino, perché sei tu la donna che amo. Da quella notte non so più cosa fare, più mi guardavo e più mi innamoravo di te, perché sei semplice, irrafferrabile, con quel nasino lì su, con quel vestito rosa, con chi lì lenta goccia, frangetta corta pare una confetta. Io voglio a te che fa non ridere, ti prendi gioco di me, ricordo in quel piano bar, non c'è una maglietta, mi sono innamorato, di te sono il vaghito e tu non ridere più. Come sei bella stasera, odori di primavera, sono pazzo di te e tu di me. A tuo cammino tu cadono petali blu, sei bella da morire. Tu sola se mette scurna e gelosa te, illumini la vita mia. Ti sento addosso, ti sento mio, perché sei tu la donna che amo. Da quella notte non so più cosa fare, più mi guardavo e più mi innamoravo di te, perché sei semplice, irrafferrabile, con quel nasino lì su, con quel vestito rosa, con chi lì lenta goccia, frangetta corta pare una confetta. Io voglio a te che fa non ridere, ti prendi gioco di me, ricordo in quel piano bar, non c'è una maglietta, mi sono innamorato, di te sono invaghito e tu non ridere più. Dimmi che cosa mai succederà,
Se provo a darti un bacio, mi dai uno schiaffo. Lo trovi divertente, sotto sotto, ti piace farti corteggiare. Non dirmi no, perché lo vedo, perché sei tu la donna che amo. Ah, quella notte non so più cosa fare, più mi guardavo e più mi innamoravo di te, perché sei semplice, irrafferrabile, con quel nasino lì su, con quel vestito rosa, con chi lì lenta goccia, francetta corta pare una confetta. Io voglio a te che fa non ridere, ti prendi gioco di me, ricordo in quel piano bar, non jeans e una maglietta, mi sono innamorato, di te sono invaghito e tu non ridere più. E non si ferma più. Lei magnifica in amore, giorni di puro sole che non verranno più. Femmina, come ce ne stanno poche, femmina, bella in coppa a tutte cose, femmina, a te traseri in tuo cuore, femmina, dentro liette e dentro a casa, femmina, la si fanno giro per l'anima, mentre ti racconto una favola, che ti piace sentire. Lei, un fiume di parole che vanno dritto al cuore e non mi basta più. Lei, un fuoco di passione che brucia nelle vene e non si ferma più.